di diventare una guerra sui numeri, la partita dell'IRAP. Il leader di Forza Italia in Veneto, Flavio Tosi, contesta le cifre diffuse da Zaia e Calzavara, confermando il no del suo partito. Il governatore, andiamo avanti. Bimba di 3 anni in vacanza a Bibione, si rovescia addosso l'acqua bollente ustionandosi su tutto il corpo, è ricoverata d'urgenza a Padova, è grave ma non in pericolo di vita. Il lupo del Piave ora fa paura dopo i numerosi avvistamenti, ieri addirittura in piazza a Negrisi all'alba il lupo ha aggredito un cane, sbranato una gallina, i residenti ora temiamo per i bambini. Nel pomeriggio riaperta a senso unico alternato la regionale 355 tra Sappada e Santo Stefano, interrotta per la frana di ieri, ancora problemi per il traffico tra Valpesarina e Bellunese. Mentre una nuova ondata di caldo record sta per investire il Veneto, al via esodo estivo più consistente in autostrada, nella settimana di Ferragosto previsto il passaggio di 1.350.000 veicoli. 68 anni fa la tragedia di Marcinelle, nella quale persero la vita anche 136 immigrati italiani, tra questi 5 veneti. Gita a Venezia per il leggendario campione di basket americano che ha postato su Facebook gli scatti in vacanza con la moglie tra Calvi e Rialto. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano l'aumento dell'IRAP rischia di diventare una guerra sui numeri, la partita sull'imposta regionale sulle attività produttive con il leader di Forza Italia in Veneto, Flavio Tosi, che contesta le cifre diffuse da Zaia e Calzavara. Intanto il governatore, andiamo avanti. Preso atto che lui ha deciso unilateralmente di aumentare le tasse, al di là dei numeri che ha detto, insomma, sono molto discutibili e non so da dove gli vengano fuori, però noi siamo contrari all'aumento delle tasse. Poi ripeto, i numeri che ha dato sui bar e su altro sono tutt'altro che quelli. Nell'inciso del leader degli azzurri in Veneto forse le dichiarazioni più importanti sulla partita dell'aumento dell'IRAP, contestato fin da subito dagli alleati, non ancora commentato dai colleghi di Fratelli d'Italia. L'aumento dell'IRAP è stato stimato dall'assessore Calzavara intorno ai 40 milioni di euro, a fronte di almeno 16 miliardi di tasse che la regione avrebbe fatto risparmiare ai veneti. Numeri che il governatore Luca Zaia ha ribadito oggi a margine dell'inaugurazione del lotto vicentino della Treviso Ostiglia. Ho visto i dati, un bar pagherebbe 14 euro in più, certo sono 14 euro in più, ma voglio anche dire che queste non sono risorse sprecate che torneranno come servizi che la regione erogherà, fermo restando che 16 miliardi non sono mai stati prelevati. Ogni partito decide di fare quello che pensa sia meglio e sia opportuno e noi andiamo avanti per la nostra strada. Ma Tosi insiste sui numeri. Sono un po' detti per comodità di chi vuole aumentare le tasse e si trova isolato nella scelta di aumentare le tasse. Quando all'epoca si parlava di addizionale IRPEF si parlava di 300 milioni all'anno mal contati, quindi per 14 viene fuori 4 miliardi. Quindi quando Zaia dice noi non abbiamo applicato ai veneti 15/16 miliardi di tasse, non capisco di che numeri parli. Un agosto caldo per il governatore del Veneto, sulle barricate su diversi fronti, sempre più spesso colpito dal fuoco amico, e c'è chi, come il capogruppo trevigiano della Lega Alberto Villanova, inizia a parlare di campagna elettorale degli alleati. Io penso che il dibattito è giusto che ci sia, il sale della democrazia, dopodiché c'è una differenza tra chi ha l'obbligo di governare e chi ha l'obbligo magari di fare opposizione o di fare le pulci. Ma Tosi ribadisce: su sanità e pedemontana abbiamo espresso il nostro disaccordo senza alcuna rappresentanza nell'esecutivo in regione, affonda. Non siamo mai coinvolti nelle decisioni. Luca Zaia ha deciso nell'ultimo mandato di escludere Forza Italia dalla giunta, di escluderla dalle presidenze delle commissioni e ripeto non è una questione di carica, è il fatto che le decisioni ti vengono comunicate dopo che sono state prese. Aumento dell'IRAP che non piace alle piccole imprese, il report di Unioncamere Veneto. Mettere una tassa o pagare una tassa è sempre una cosa che dispiace a tutti e questo bisogna mettere, però bisogna vedere qual è l'obiettivo di questa tassa. Se partiamo da qualsiasi cittadino non vorremmo che assolutamente mai si dovesse pensare di avere ulteriori aumenti. Se guardiamo come imprese non è sicuramente la stagione migliore, noi diciamo zero sarebbe meglio, se si fa qualcosa deve essere strutturale e soprattutto capace magari anche una tantum di dare soddisfazione
a chi comunque oggi nelle proprie imprese non è che goda di benessere più di prima, ma semmai deve riuscire a rimanere a galla. Gli aumenti dell'IRAP non piacciono, soprattutto perché avvengono con la produzione manifatturiera al meno 1,2% su base annua. I dati del secondo trimestre 2024 presentati da Union Camere Veneto mostrano un quadro ancora debole, con una variazione congiunturale destagionalizzata del meno 0,5%. La resilienza delle imprese venete è talmente forte che ci ha fatto superare dalla pandemia ad altre problematiche, quelle energetiche, quelle delle guerre, quelle del Medio Oriente e così via. Quindi il fatto che ci sia sempre stata questa forza e che ancora i dati denotino una sostanziale stabilità non è una preoccupazione. La preoccupazione è che questa crescita economica che ci aspettavamo non c'è stata e che ci sono dei settori che continuano a essere settori in difficoltà, come il mondo della moda, come il mondo dell'automotive, quella della lavorazione dei metalli, che sono delle aree che sono in continua decrescita in questo momento. Mentre dall'altra parte il mondo dell'alimentare, il mondo della gomma, della plastica e altri fattori stanno invece dimostrando una crescita importante. Bene anche nel comparto del turismo e dalla domanda estera, con ordini cresciuti del più 1,9% rispetto all'anno precedente. La domanda interna ha segnato un lieve calo del meno 0,4% su base tendenziale. Il fatturato totale ha registrato una diminuzione del meno 0,8% su base annua. La cronaca ora grave, incidente domestico a Bibione, una bimba di 3 anni è rimasta ustionata dall'acqua bollente. Una bambina di 3 anni di origini slovacche è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Padova dopo essersi ustionata con dell'acqua calda. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata in un appartamento della zona centrale di Bibione. La piccola avrebbe urtato involontariamente il fornello su cui i genitori stavano scaldando una pentola d'acqua per il suo biberon. L'urto ha fatto rovesciare la pentola, causando ustioni su tutto il corpo alla piccola, in particolare su mano, braccia e addome. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. La bambina è stata trasportata al centro Grandi Ustionati di Padova per ricevere le cure necessarie. Inizialmente il padre l'ha accompagnata in auto al punto di primo intervento locale. Successivamente, su segnalazione del personale medico, è intervenuto l'elisoccorso del reparto di Treviso Emergenza, che ha trasferito la piccola al centro specializzato di Padova. Le forze dell'ordine stanno attualmente conducendo accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente, che sembra essere di natura domestica. Nella Marca ora il lupo del Piave comincia a far paura. Questa mattina ha aggredito un cane e sbranato una gallina. Io ero in vacanza al mare e sono stato avvisato dai vicini che il mio cagnolino era stato attaccato da un lupo. Sono corso a casa e mi hanno raccontato quello che è successo. Ho iniziato a cercarlo qua nei dintorni, ma niente, non lo trovo. Non solo avvistamenti o avvicinamenti alle persone per cercare cibo. Ora il lupo, che da oltre un mese viene segnalato tra i comuni trevigiani di Vieraschi e del Basso Piave, ha attaccato. All'alba, in via Foscarine, a Fagreddi San Biagio di Callalta, la sua presenza è stata segnalata da diversi residenti, fino a quando, nel cortile di questa abitazione, il lupo ha aggredito un cane. C'è stata una lotta tra i due animali. Ad avere la peggio il cagnolino Meticcio, che è stato azzannato alla gola. Alla fine è riuscito a liberarsi dalla morsa del lupo e a scappare nei campi. Nel primo pomeriggio, dopo ore di ricerche, il proprietario l'ha ritrovato agonizzante e l'ha portato dal veterinario, che ora sta cercando di salvarlo. E questo non è l'unico episodio delle ultime ore. Sempre in via Foscarine il lupo ha sbranato una gallina. Stamattina alle 6:30 ho sentito le galline che era spasamai di sé. E sono venuto per qua, ho visto sto lupo con questa gallina in bocca, mi sono messo a osare e partivo. È la prima volta che lo vedete qua? No, l'ho visto ancora perché ho fatto vedere foto, l'ho visto qua a casa mia, il 20 luglio, 2 volte. Non è la prima volta che viene qua, è mesi che gira. L'aggressività di questo lupo sta facendo preoccupare i cittadini, che ipotizzano possa esserci in zona più di un esemplare, oltre a quello zoppicante ed apparentemente mansueto segnalato più volte tra Maserata, Breda e Ponte di Piave. Siamo allarmati perché noi, avendo una bambina piccola di 7 anni, siamo preoccupati perché anche la bambina è intimorita. Adesso che sa che c'è il lupo, non usciamo,
hai guardato fuori, fai attenzione, insomma abbiamo dei timori anche noi perché appunto ci teniamo all'incolumità della bambina, ci mancherebbe. Di certo, dopo questi episodi si è alzata la soglia d'allarme dei residenti che chiedono alle autorità di intervenire per riportare il lupo nel suo habitat naturale, che non è certo quello della pianura del Piave. Alle 15 è stata riaperta a senso unico alternato la regionale 355, interrotta tra Sappada e Santo Stefano di Cadore a causa di una frana. A Sappada si tira un gran sospiro di sollievo dopo la riapertura, seppur a senso unico alternato, della strada verso il Comelico. 36 ore di lavoro continuato per liberare l'arteria dai quasi 3.000 metri cubi di materiale portato a valle dalla furia del maltempo che si è abbattuto nella notte tra il 6 e il 7 agosto. I danni infrastrutturali sono limitati con la sostituzione del guardrail e parapetto in legno lungo la sponda destra del fiume Piave, divelti dalla potenza del movimento franoso, piazzati in New Jersey in cemento armato che garantiscono la sicurezza richiesta per il transito dei pedoni e mezzi. Bisogna ringraziare la Regione, Friuli Strade e anche Veneto Strade che ha collaborato, sono stati esemplari e tempestivi assolutamente. Ironia della sorte vuole che la settimana scorsa avete inaugurato la cosiddetta ferrata, no? Era tutto a posto, purtroppo adesso da rimandare a data da destinarsi. No? Neanche, era stata aperta la sera precedente purtroppo, un impianto bellissimo, molto particolare e purtroppo è andato per buona parte distrutto. E se la frana di Sappada appartiene al passato, continuano invece i disagi per la riapertura al traffico del passo tra la Val Pesarina e il Bellunese. Ma la 355 insomma credo che ormai sia questione di ore, quindi tra l'altro in una condizione dove si è preferito la prudenza visto la diramazione dell'allerta, altrimenti secondo me questa viabilità anche per il fenomeno che ha riscontrato, insomma, non vedo grandi cose, stiamo parlando di alcune migliaia di metri cubi. Sorvolo dell'assessore regionale alla protezione civile del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi sui luoghi della Carnia colpiti dal maltempo del 6 e 7 agosto che ha provocato l'interruzione della circolazione stradale tra Friuli, Cadore e Comelico. Se per Sappada la situazione è in fase di normalizzazione con l'apertura a senso unico alternato della strada regionale 355 verso Santo Stefano di Cadore, ben altro scenario per la Forcella Lavardetta Casera Razzo, dove la frana che ha invaso l'arteria che collega la Val Pesarina al Bellunese obbligherà la chiusura al traffico per diverse settimane, causa la morfologia del terreno che impedisce un lavoro celere agli operatori per aprire un varco e riaprire in parte l'arteria. La Val Pesarina è una situazione molto più complessa che è figlia inevitabilmente dei fenomeni che stiamo continuando a conoscere, cioè fenomeni meteorologici violenti, puntuali e frequenti. La Val Pesarina ha una dimensione che noi stimiamo attorno alle 20 volte del fenomeno che c'è qui, sicuramente il ripristino di una viabilità in una condizione molto più complessa, quindi là ci vorrà del tempo per capire, anche perché dopo che avremo modo anche con la collega Mirante di affrontare il tema della riapertura della viabilità, il problema è capire cosa c'è nel versante, cosa c'è a monte del versante, quali sono le misure per cercare di mettere le condizioni di un eventuale ulteriore sversamento a sicurezza, perché noi possiamo aprire le strade mettendo a rischio le persone. Quindi secondo me anche in questa fase abbiamo superato un momento di difficoltà e naturalmente siamo attrezzati ormai da tempo ad affrontare fenomeni di queste dimensioni. West Nile, dopo il decesso di un anziano a Padova, altri 5 casi proprio in città, scattata la disinfestazione. Un cluster di infezioni da West Nile è stato rilevato presso l'area urbana di Padova, dove sono stati registrati complessivamente 5 casi non gravi di contagio, 4 ieri e 1 oggi. Si tratta di sole forme febbrili, secondo l'ULSS Eugania, e in accordo con il comune e una ditta di disinfestazioni è stato deciso di procedere con trattamenti antilarvali straordinari lungo le pubbliche vie e una bonifica porta a porta. Le aree interessate dalla bonifica sono quelle di Forcellini e Crocefisso e comprende le zone vicine, per un raggio di 200 metri, a via Polenton, via Bembo, via Paruta e via Filiasi.
La profilassi, messa in campo dal Comune e dall'ULSS, è partita nelle prime ore di oggi, viste anche le condizioni meteo di ieri che avrebbero reso inefficace il trattamento. Allerta per l'ondata di calore nel prossimo weekend, con le temperature e l'afa già alte destinate ad aumentare ancora di più. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, domani per Verona sarà bollino arancione, che indica rischio elevato per i più fragili come anziani e bambini. Sabato per Verona, Venezia e Trieste. E saranno giorni da bollino rosso e bollino nero anche per il traffico sulle autostrade del Veneto per l'esodo di Ferragosto. Saranno giorni da bollino rosso e nero i prossimi su tutta la rete autostradale di Veneto e Friuli. La società Concessioni Autostradali Venete fa sapere che sono previsti 1.350.000 transiti nella sola settimana di Ferragosto. Sulla A4 Padova-Venezia, sul passante di Mestre, sulla A57 tangenziale di Mestre e sul raccordo Marco Polo transiteranno 700.000 veicoli solo nel weekend di Ferragosto, marcato con bollino rosso. Il dato considera sia il traffico registrato lo scorso weekend che quello osservato in quello omologo del 2023. La giornata di maggior traffico sarà quella di venerdì, quando si attendono oltre 230.000 veicoli. Il maggior afflusso è previsto in direzione Trieste e litorale nelle giornate di venerdì e sabato, che per questo motivo saranno caratterizzate ancora da bollino rosso. In direzione Trieste il traffico risulta sostenuto già nella giornata odierna a causa delle partenze anticipate e degli ultimi transiti di mezzi pesanti prima dello stop del weekend. Il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sarà infatti in vigore su tutto il territorio nazionale venerdì 9 dalle 16 alle 22, sabato 10 dalle 8 alle 22 e domenica 11 dalle 7 alle 22. Poi giovedì di Ferragosto dalle 7 alle 2 di notte, sabato 17 dalle 8 alle 16 e domenica 18 dalle 7 alle 22. Infine, verso i caselli del mare, San Donà, Tisana, Villesse e Trieste e Lisert sono attesi complessivamente solo in questo weekend 360.000 mezzi di passaggio in direzione Slovenia e Croazia. Code potrebbero verificarsi nel tratto 2 corsie San Donà-Portogruaro in prossimità degli svincoli in direzione delle località balneari, in prossimità del nodo di Palmanova, in uscita alla barriera di Trieste-Lisert e in uscita alla barriera di Cordegnano sulla A28 Conegliano-Portogruaro. 68 anni fa la tragedia di Marcinelle, nella quale persero la vita anche 136 minatori italiani, tra questi 5 veneti, 3 erano trevigiani. Non ha mancato di ricordarli oggi nemmeno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 68 anni dalla loro morte. I 262 operai, di cui 136 italiani, che hanno perso la vita nella tragedia della miniera di Bois du Crasier a Marcinelle. Ad oltre 1000 metri di profondità, lasciati senza scampo dalle fiamme divampate e soffocati dall'ossido di carbonio, c'erano anche 5 veneti, molti erano padri di famiglia. C'era Mario Piccin, aveva 37 anni, era di Codognè, Guerrino Casanova, di anni ne aveva 33 ed era di Montebelluna, Giuseppe Polese di Cimadolmo, appena 22enne, e poi Dino Dalla Vecchia di Sedico e Giuseppe Corso di Montorio Veronese. Ilvana è la figlia di Mario Piccin, così raccontava del suo papà ai nostri microfoni 2 anni fa. Mio papà era un uomo meraviglioso, buono, era tanto affettuoso e guardi, non l'ho mai sentito, benché lavorassi in miniera, lamentarsi mai. 15 giorni di attesa e speranza per tutte le famiglie dei dispersi. La sorella di Ilvana nacque, ma il papà non poté mai incontrarlo. Ci sono bambini che il papà lavora al Bois du Crasier, sì, abbiamo quelli che c'erano, e ci hanno riuniti tutti. Allora là io ho capito che qualcosa era successo. La salma di Mario Piccin fu riconosciuta da un lembo di camicia, dall'orologio che indossava, ma soprattutto dalla sua piastrina, numero 623. Quella piastrina e il casco da minatore sono stati riprodotti nel monumento dedicato a lui che ora si trova in centro a Codognè. Una tragedia scritta nella storia del dopoguerra italiano, un sito, quello di Bois du Crasier, divenuto negli anni un simbolo di sacrificio ma anche un monito contro il rischio e lo sfruttamento nei luoghi di lavoro. Il pieno rispetto della dignità dei lavoratori è un principio fondamentale, affermato anche a livello internazionale, ha detto oggi il Presidente Mattarella, un obiettivo che tuttavia non è ancora stato raggiunto. Una volta completata nel 2025 sarà la ciclopedonale più lunga d'Italia, tra quelle ricavate da un tracciato ferroviario. Stiamo parlando della ciclabile Treviso-Stiglia, oggi inaugurato il tratto vicentino con cerimonia a Sossano.
Una pista ciclopedonale che attraversa 2 regioni, Veneto e Lombardia, e 4 province, Treviso, Vicenza, Verona e Mantova. La pista Treviso-Ostiglia si arricchisce di altri 29 chilometri aperti in provincia di Vicenza. Ora quelli percorribili sono 89 da Treviso a Cologna Veneta nel Veronese, sui 118 totali previsti, ai quali si aggiungeranno quelli del tratto lombardo. Siamo ora al 75%. Da ferrovia costruita in tempo di guerra a percorso di pace. La Treviso-Ostiglia infatti percorre l'ex linea ferroviaria degli anni 30 utilizzata per ragioni militari. Questa è una giornata storica per il comune di Sossano e per tutta l'area berica, ma soprattutto è la continuazione di un'opera, io la definisco ciclopica, faraonica, perché è il proseguimento di un tracciato nato come tradotta militare che adesso diventa un tracciato cicloturistico, ma non solo. Il nuovo tratto attraversa i comuni vicentini di Monte Galdella, Castagnero, Nanto, Barbarano Mossano, Villaga, Sossano, Orgiano e il veronese Cologna Veneta. Sarà un percorso anche di mobilità alternativa, sarà un percorso di promozione del territorio anche dal punto di vista salutistico e sicuramente porterà un apporto ai nostri comuni non indifferente. È un sentimento anche di popolo dei nostri territori che significa partecipazione. Salgono così a oltre 2000 chilometri percorsi realizzati in questi anni per aumentare l'offerta turistica veneta, green e slow, verde e lenta. Il percorso è interamente dotato di segnaletica e recupera anche i vecchi caselli come punti di ristoro, officine, alloggi e punti di noleggio. Quando sarà ultimata, nel 2025, sarà la ciclabile più lunga d'Italia, fra quelle ricavate valorizzando un tracciato ferroviario. Cucchi ed io abbiamo trascorso una splendida giornata nella bellissima Venezia, lo scrive sul suo profilo Facebook il leggendario campione del basket NBA Magic Johnson, postando le foto di lui e della moglie in laguna tra le calli e nei pressi di Rialto. Una giornata veneziana per la stella dei Los Angeles Lakers, appassionato da sempre dell'Italia, spesso meta delle sue vacanze. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Dopo la sigla, le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.